In questo momento in cui le scuole sono chiuse, diversi istituti scolastici hanno effettuato la teledidattica attraverso l'uso dei computer su piattaforme dedicate. Si fa lezione agli studenti con l'ausilio e la guida dei docenti. Anche l'Istituto Comprensivo Tommasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, diretto dalla dirigente scolastica Laura Sanfilippo, è stata tra le prime a farlo, ottenendo ottimi risultati. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio, benvenuti tutti quanti alla nostra videoconferenza. Stiamo lavorando per organizzare la didattica a distanza in tempi purtroppo di coronavirus. In questa occasione praticamente noi sfoggeremo tutta la nostra forza e le nostre capacità didattiche e organizzative al fine di coinvolgere tutto il collegio dei docenti e i nostri alunni. Insieme si può. Innanzitutto ringrazio e saluto il team dell'innovazione capitanato dal nostro professore Gulotta, Camillo Gulotta, che è l'animatore digitale e contornato da una commissione dal team dell'innovazione digitale che si avvale della collaborazione dei colleghi che sono in videoconferenza, che ringrazio e saluto. Licinia Cacciatore, ciao Licinia, la professoressa Giorgina Costanza, il professore Concilio Angelo, la professoressa Cottitto Loredana, il professore Nicolò, il professore Piazza. Buongiorno a tutti voi. Vi trovo in splendida forma nonostante le avversità. E allora, il vostro sorriso mi gratifica e quindi possiamo lavorare in questo modo molto bene, con energia e carica positiva. Andiamo subito a dire a tutti quanti, ai nostri alunni, ai nostri docenti, che li abbiamo pensati e ininterrottamente abbiamo lavorato per tutti noi, per la nostra comunità educata. I nostri alunni saranno raggiunti dal registro elettronico, tramite registro elettronico dai loro docenti, e quindi ciascun docente, accedendo al registro elettronico, potrà raggiungere i propri appunto allievi ed assegnare già dei compiti per esempio di approfondimento o realizzare dei lavori che loro ritengono utili, ovviamente tenendo conto anche delle esigenze degli alunni diversamente abili. Questo è un primo canale online che abbiamo. Abbiamo, grazie al team dell'innovazione, soprattutto al professore Gulotta, la Google Suite. Attraverso la Google Suite saranno raggiunti tutti i nostri alunni. Cosa faremo? Qual è il compito che avranno assegnato i nostri alunni? A livello trasversale, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, in aggiunta a quello che è in base alla libertà di insegnamento faranno i vari professori, faranno una narrazione, faranno una documentazione. Di che cosa? Ci racconteranno tramite il linguaggio dei disegni alla scuola dell'infanzia, la lingua italiana, ma anche i vari linguaggi dei quali diciamo noi lasciamo liberi nella loro creatività. I nostri alunni ci descriveranno come stanno vivendo le loro giornate.